Cari amici di Mestre e di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è giovedì 23 aprile 2026. Se non mi conosci mi presento, sono Francesco Vianello, sono nato a Venezia e abito a Mestre. Da 15 anni insegno nelle scuole superiori a Mestre, dove mi occupo di matematica, fisica, chimica e sostegno agli alunni con disabilità. Da 15 anni insegno nelle scuole pubbliche e private del Comune di Venezia, dove mi occupo della cosa più importante e preziosa, i vostri figli. Ora mi è stato chiesto di occuparmi della città che amo, Venezia. Infatti sono candidato consigliere comunale con la lista di Prima il Veneto, un partito che difende l'identità veneta e che dunque non fa alleanze né col centrodestra né col centrosinistra, entrambi complici del fallimentare sistema centralista. Ho avuto la fortuna di incontrare il gruppo di Prima il Veneto e di entrare a far parte della squadra che sostiene la candidatura a sindaco di Pierangelo Del Zotto. Durante gli anni della mia militanza all'interno di Prima il Veneto ho solo pensato a fare e a imparare, mettendomi completamente a disposizione del gruppo che mi aveva accolto. In questo lungo periodo ho avuto il privilegio di ricevere una formazione di alta qualità, come succedeva una volta, quando all'interno dei partiti si faceva ancora scuola di politica e i candidati venivano scelti solo dopo un lungo periodo di maturazione e in base ai loro requisiti di competenze professionali, moralità e reputazione. Sì, avete sentito bene, reputazione. Mi permetto di sottolineare questi concetti, forse con tono un po' rimarchevole, perché avrete notato che in altri gruppi tutto questo ormai non accade più. In tutta Italia e ad ogni elezione accade che cialtroni, opportunisti e falliti di ogni genere e tipo si riciclino in politica. Questi personaggi che cosa fanno? Strisciando sulle ginocchia, corteggiano i vari segretari di partito, spesso millantando competenze e successi professionali inesistenti, implorando perché cercano un posto nelle liste, perché ambiscono ad uno stipendio. Ambiscono cioè ad essere mantenuti dalla politica e dunque da voi. Questi parassiti opportunisti occultano abilmente i propri scheletri nell'armadio, tradendo la fiducia dei propri colleghi di partito, ma soprattutto ingannando l'elettorato, appunto come abili incantatori di serpenti. Concludo dicendo che solo voi elettori avete il potere di smascherarli. Come? Con il vostro voto consapevole e informato. Vi ringrazio ancora una volta se mi avete seguito fin qui. Io sono Francesco Vianello di Prima il Veneto, candidato consigliere comunale a Venezia il 24 e 25 maggio 2026. Ciao!